Han wil el bis del Bepi Quiz e dopo il bis han wil el tri che te ci mis che de dirtis ardaga il tipo coi barbis dal passamar fino a Suez da Costa Olpi fino a Suez dai se tornei c'hai non i sto ci pais ci vel venis stasera chiedem dai tichi invece arde il Bepi qui. Eccoci qua, pronti ad un'altra sfavillante, almeno ci auguriamo lo sia, puntata del Bepi Quiz. Abbiamo due nuovi concorrenti che fremono per presentarsi, la prima delle quali è questa biondona qui che abbiamo incontrato, aspetta che te il dighe, alla prima puntata del Detefò alle Cornelle. Bravissimo. Mi ricordo perché eri te, una tua socia, ste due biondoni, uno stangone, dicevo come sapere il Detefò, promettente. La signora o signorina? Eleonora. Signora o signorina? Signorina. Signorina, immaginando, le mie mediocche, immagina No, acá. aspetto l'amore della mia vita. Che come guarda, com'è l'amore della tua vita? Tante cose. Piede palanche. No, devi darmi una botta in testa, devo innamorarmi. Beh, per darti una botta in testa non è difficile, Corrado, sei in grado di dare una botta in testa a Eleonora? Va bene, pronti? È lo specializzato lui nel dare una botta in testa. Io rispondo con i tacchi, non so quanto. Anche da 7. E poi altro, oltre a parte la botta in testa? E poi deve avere tante cose, dolce, passionale. Dolce, passionale. Intelligente. Poi? Mi deve tenere testa, sono un po' un carattere forte. Beh, chi savride? Va bene, siccome l'anno scorso c'era stata una concorrente, non mi ricordo più come si chiamava, che aveva detto delle robe più o meno simili e erano arrivate le candidature. Anche al mio indirizzo info@ilbepi.com mi avevano scritto 2 o 3 a dirmi dica la bionda che me, insomma, saresti anche disponibile. Se vuoi, te le passo? No, assolutamente. Dopo mi dai la mail, io te le giro, poi valuterai te, ria di te, bei bröt, poi li selezioniamo. Cioè... Dopo la selezione è affar tuo. Cosa fai nella vita, Eleonora? Sto cercando un negozio da aprire. Tutta se dressi il caso. Ma e dentro cosa ci vuoi mettere nel negozio? Cose particolari, tutto il mondo della psicologia energetica, i blocchi dell'inconscio, quindi consulenze di quel genere, pietre. Buongiorno, mi servirebbe un blocco dell'inconscio. Se no uno un po' più grande, devo fare un regalo. Blocchi dell'inconscio sì. E le altre cose, chi l'ordine energetici? E cose, l'erboristeria, tutto il mondo delle pietre, cristalloterapia, le candele naturali. Gianno! E che spada la cristalloterapia? Ma dite noce in che? Ti sto massacrando, i tuoi sogni lo so. No, ma ti abbiamo capito, Eleonora. Alex! Ciao! Yes, ho detto giusto? Giusto. Alex diminutivo di Alessandro, immagino. No, Alex, sei proprio registrato con la X. Sì. Con la X. Figo. Mio papà, ma... Ti avrà sempre chiamato Alex. Alex, con 3 S. Come il quiz. Alex, di dove? Io sono di Luzzano, ma adesso abito a Trescore Balneario. Mi sono sposato da 10 anni e abito a Trescore Balneario. Infatti io esco solo alla lavagna. Allora ho fatto una metà. Esatto, per non... Ma dentro di te, da che hai fatto scuole? No, di Luzzano sono. Sei di Luzzano. Diciamo 28 anni a Luzzano e 10 a Trescore, sono più di Luzzano, però va bene, mi trovo bene anche a Trescore. Cosa fai nella vita, Alex? Niente, lavoro come magazziniere autista in una ditta, commercializziamo l'ingrosso reti e materassi per i letti, diciamo. Mi mai portati in giro di blocchi energetici? No, quelli mi mancano, però potrebbe essere per dormire meglio. Il bel trasporto da piretroidi magari potrebbe uscire una magari noi magari stiamo deridendo la Eleonora e lei diventa milionaria e non te la sappiamo a cercare fa sui sugamai con un'economia vecchia, stravecchia. Magari sei avanti e noi non ti capiamo. Io l'ho sempre detto. Ma sei ignorante, fa cos'è? Corrado! Facciamo una bella domandina nera azzurra a questi. Siete tifosi? Sì. Sì? Atalanta, tutte e due? No.
Come no? Sì, Atalanta tutte e due. Per cosa tipo? Ultra. Per il Milan, fagli la domanda lo stesso sull'Atalanta, che adesso sangrigna. Allora, Attenzione, domanda, parte chi si avvicina di più. quante promozioni in Serie A ha ottenuto l'Atalanta? Oh, quante promozioni in Serie A ha ottenuto l'Atalanta? No, a parte lei, dai, per cavallere. Sì. Quante? In Serie A? Sì. Una ventina. Sicura che ne conta. Una ventina? 20. Ma sì. 14. 14. Quante, Corrado? 12. 12, quindi parte Alex. Vabbè, dai, siete stati comunque ancora... Non abbiamo sforato. Io ho sopravvalutato l'Atalanta. 20. Se siamo venuti su 12 volte, vuol dire che siamo andati giù anche poco. Giusto. Basta. Parsamo. Ecco, vammi a tabere un'ora. Dalle buona. Alex, con che cosa si invita ad ammazzare la vecchia nella postilla delle canzoni popolari? Hai presente le canzoni che finiscono sempre con Copa la Eza, Ito, col folk, Copa la Eza, col ploc, Copa la Eza, col flit, Copa la Eza, col stop. Ma nella versione che so io penso col flip. Dopo non so se ci sono altre versioni regionali o no. Sì, che la Coppa la Esas, la Coppa col flit, bravo Alex. E poi c'è anche una frase di seguito che è "E se la mia col gas", che vuoi proprio copare la stesa. Dai, fategli un applauso Alex. Bravo. Corrado, cos'è lo flit? Non lo so. Cos'è lo flit? Non lo so. L'insetticida. Cattivo, proprio perché i Velocitance ce ne sono tante di canzoni contro le signore anziane, Sono quegli all'Inps che Cosa ti ha Emilia che siete mo? Ciao, niente che va a dire mia so trespo. No. Alex, ordina qualcosa alla nostra bella Emilia. cosa mi consigli? Non lo so. Madonna, Dolvil va sempre bene. Va bene, una bottiglia Dai, di vino, bottiglia va di bene. vino che vuoi. Dai, dagli il bollicine lì sotto. Bolliz, brava. Eleonora. Bene. Are you ready? Quale di questi primati provinciali appartiene a Fiorano al Serio? Ha la più alta percentuale di femmine rispetto ai maschi. È il comune più piccolo come estensione. È il comune con il più alto numero di licenze di pesca. Ha l'età media più bassa. Fiorano al Serio ha un primato che forse non tutti conoscono. Oddio. L'età media più bassa. Fiorano al Serio, te giuro. Tutti giovani. No, gli è mia che. Alex. Ma sinceramente non ho la minima idea. Penso licenze di pesca. Chi pesca sul Ma serie. lì, bello, portarlo alle mani. No. Non sento i Ne restano due, Leonora. È il comune più piccolo come estensione. Brava, è il comune più piccolo come estensione. Pensate che è grande 1,10 km². È il più piccolo anche in Lombardia, non solamente nella Bergamasca. E il terzo in Bergamasca come densità di popolazione. Bene, abbiamo citato anche Fiorano, saranno contenti. Eleonora, cosa vuoi? Il riso, risotto e funghi. Non energetico? Che è normale. Vabbè, te. Vai, riso e funghi per Eleonora e la domanda è per Alex. Quale paese è detto la nevera della Val Imagna? Costa Imagna, Verbello, Fuipiano, Piazza Torre. Piazza Torre. L'unica legnan Val Imagna te si fa proprio. Eleonora. È vero, giusto. Direi una bella Costa Imagna. Perché? Così mi stava simpatico. Ti piace Costa Imagna? Brava. È detto nevera della Valimagna perché è rivolto a nord-est ed è per questo che ha degli inverni molto rigidi. sapevo. Quindi ho il negozio e le No. strani blocchi. No. Non a Costa Imagna. Emilia, Sì, sono qua. suggeriscici qualcosa. No, io direi che vado col vino. Ma se? Sì. Si può? Vino Puoi? Sì. Sì. Che vino vuoi? È rimasto bianco, rosso. bianco, rosso, dai. Calepino rosso, Calepino. che è uno dei Val Calepio più quotati. La domanda è per te, tra l'altro, cara Eleonora. Per cosa, soprattutto Piazza e l'intera Val Brembana, ricordano Eugenio Goglio? Per le battaglie in Parlamento a favore della valle, per l'eroico martirio,
per le fotografie per le imprese al Giro d'Italia. Direi la A. Per le battaglie in Parlamento a favore della Valle. Alex, mai sentito parlare di Eugenio Goglio? Goglio? No, sinceramente no. In Val Brembana sicuramente lo conosciamo. Solo che io sono della Val Cavallina, quindi... Magari. Ma indaggi Val Brembana? Sì, qualche volta di passaggio, sì. Piazza Torre magari, in Valimagna. Esatto. Lì proprio ho sbagliato, va. Direi proviamo la B per l'eroico martirio. In resta du. Cara Leonora. Per le imprese del Giro Ti d'Italia. ricordi quella canzone di Milanesi che faceva Quan pensi alla Leonora? No, ce n'è una che invece dice che Leonora non si innamora mai come canzone. Ce n'era una, non la posso raccontare a Bergamo TV. Dicevi? Per le imprese del Giro d'Italia. Per le imprese del Giro d'Italia. Emilia, Rimane quella. tu hai mai sentito nominare Eugenio Goglio? No, in realtà no. Una fotografa che non ha mai sentito parlare di questo famoso fotografo? No. Eugenio Goglio era nato nel 1865, fategli un bo' Eleonora. Si trasferì a Milano dove frequentò la scuola superiore d'arte ma dovette tornare per motivi familiari. Veniva chiamato ad eseguire intarsi e decorazioni e aveva la passione della fotografia. Vediamo una delle sue foto grazie al sito valbrembanaweb.com. Vabbè, vediamo la fotografia di Eugenio Goglio. Canto del Gallo, qual è la situazione? Mi manca prima. No, non so, ho vinto io adesso. No, che ha vinto poi, nessuno l'ha imbroccato. Nessuno ha saputo che Eugenio è un fotografo. Ha vinto Eleonora per 2-1, meritatissimo. Sì, Meritatissimo. Ha vinto Eleonora per 2-1. Alex va a prendere ripetizioni nella scuola e vediamo invece se arrivano due concorrenti Un po' più preparati. Ma no. Prego, baby quiz. Si radie vendrai tiki, invece arde il baby qui.